Amici di Fanner, buonasera dal Circolo Sport City. Si gioca il terzo quarto di finale di Coppa Italia per quanto riguarda la Lega Calcio 8. In campo ci sono Toni Ponzi Investigazioni in maglia gialla e Sporting Roma in maglia bianca a scacchi rossi. Entrambe le formazioni devono esclusivamente portare a casa la vittoria per continuare la loro competizione in questo trofeo. Entrambe devono vincere per approdare in Serie A. Ricordiamolo, solo la vincente della Coppa potrà approdare nel calcio che conta della Lega. Amici di Fanner, buonasera dal Circolo Sportivo Sport City. Si gioca il quarto di finale di Coppa Italia. In campo Toni Ponzi Investigazioni e Sporting Roma. Toni Ponzi Investigazioni in maglia gialla, Sporting Roma in maglia bianca, scacchi rossi. Entrambe le formazioni sono obbligate a vincere per proseguire il cammino in Coppa Italia. La vincente della Coppa Italia, ricordiamolo, andrà direttamente in Serie A tra le grandi della Lega. Gara che è iniziata, aspettiamo qualche istante per andare a leggere le formazioni. Toni Ponzi Investigazioni che attacca da destra verso sinistra con il solito completo giallo e calzoncini neri. Da sinistra verso destra invece risponde lo Sporting Roma, qualificata a questa competizione tramite il Girone Atletico 2000, da dove quest'anno sono uscite due formazioni. L'altra è la selezione romana, anzi scusate, il Real Soccer Team. Siamo al terzo quarto di finale, sono stati già giocati i primi due alla Stella Azzurra. In campo si sono affrontate Real Soccer Team e selezione romana. La selezione romana ha battuto gli avversari per 8-2, quindi è la prima semifinalista della competizione. L'altra gara è stata vinta invece dal Bar Crystal, che è già anche in semifinale per quanto riguarda i playoff del campionato. Toni Ponzi Investigazioni invece eliminata in campionato dal Tormarancia dopo aver dominato il girone alla Stella Azzurra. Sarà sconfitta da Kevin Mastrosanti, Palombi e compagni per 8-0 all'Atletico 2000, quindi questa diciamo che è l'ultima opportunità, anzi senza diciamo è l'ultima opportunità per i ragazzi di Giovagnoli per continuare il proseguimento e raggiungere la Serie A, mentre lo Sporting Roma adesso ha l'occasione da calcio di punizione per impensierire Federico Ponzelli, portiere del Toni Ponzi Investigazioni, che è sicuramente una delle difese meno battute per quanto riguarda la Serie A2. Qui smanaccia Ponzelli, arriva il primo calcio d'angolo della partita per lo Sporting Roma. Dopo il corner andremo a leggere le formazioni dei convocati per questo quarto di finale di Coppa Italia. A seguire rimane solo la SS Lazio che affronterà lo Steaua 2005. SS Lazio, come la Toni Ponzi Investigazioni, è stata eliminata dopo aver dominato il girone qui allo Sport City, perdendo proprio contro il Tormarancia nella finale interna 2-0. Sono due le reti di Mastrosanti, attaccante che conosce bene qui il Toni Ponzi Investigazione. Andiamo a leggere le formazioni dei ragazzi in maglia gialla che si schierano con Baroni con il 10, con il 9 Davide Bettinelli, il miglior marcatore della Toni Ponzi, con il 2 Calamita, con il 99 Caputo, con l'11 Paolo Carbone, con il 4 Giovagnoli, Laugeni con il 3 Dario Lotti, con il 6, con il 5 Peleggi, con il 13 Perazzoli, con il 7 Rutolini, con il 18 Sagnotti, con il 21 chiude invece la lista Teruzzi. Si gioca ovviamente in campo neutro, una proviene dal Circolo Sportivo Stella Azzurra, l'altra dall'Atletico 2000. La formazione di sinistra si schiera con Avram con la maglia numero 3, Butnaru tra i pali con la maglia numero 1, con il 31 Dediu, con il 4 Dragoi, con il 5 Giurgi, con il 6 Mandanac, con il 13 Mocanu, con il 10 chiude la lista Sprincenato. Sono 3, 6, 8 giocatori precisi per lo Sporting Roma, che quindi non usufruirà dei cambi in questi primi 50 minuti di gioco. Ricordiamolo, in caso di parità si andrà direttamente alla battuta dei calci di rigore. È la seconda opportunità da palla inattiva per lo Sporting Roma, che porta tutti gli uomini, a parte
il numero 5 all'interno dell'area di rigore, riesce ad allontanare Calamita ma lo fa andando sui piedi dell'avversario che calcia male con il destro, si riparte con una rimessa dal fondo per Ponzelli. Siamo arrivati al quarto minuto di gara, il risultato è di 0-0. Tony Ponzi Investigazioni o Sporting Roma, quindi andranno a affrontare una tra selezione romana, Bar Cristal, e la vincente tra SS Lazio e Steaua. Tony Ponzi Investigazioni che inizialmente era partita come una delle probabili candidate anche alla vittoria del campionato, adesso prova centralmente a partire il numero 11 della Tony Ponzi Investigazioni, si tratta di Leonardi, che ha siglato anche la rete contro la CRS Betting, rete importante che ha chiuso definitivamente il playoff interno che la Tony Ponzi Investigazioni ha disputato, in quanto non è riuscita nell'ultima gara di campionato a portare a casa 3 punti che facevano sì che il margine con la CRS Betting fosse più ampio dei 7 punti. Non è andato così, ma la Tony Ponzi Investigazioni se l'è cavata benissimo, battendo per 2-0 la formazione di Ippoliti alla Stella Azzurra. Qui Giovagnoli alza la testa, il suggerimento è sulla corsia di sinistra, chiude in qualche modo lo Sporting Roma, ma la palla è ancora per i ragazzi in maglia gialla con Calamita che gira per Peleggi. Il numero 8, scusate, Peleggi indossa la maglia numero 5. Fischio del direttore di gara, calcio di punizione, molti falli a centrocampo commessi dalla Tony Ponzi Investigazioni. Si schiera con Calamita in mezzo al campo, la solita difesa a 3 guidata da Giovagnoli, largo a destra c'è Davide Bettinelli, centralmente Leonardi e a sinistra il numero 8, la Tony Ponzi Investigazioni va proprio a sinistra, il mancino ad incrociare ad un soffio dal gol del vantaggio la Tony Ponzi Investigazioni, pallone che si perde sul fondo. Il numero 8 dovrebbe essere Sagnotti. Calamita, Giovagnoli, temporeggia Giovagnoli, Calamita arriva sulla sua linea di passaggio, ancora Giovagnoli centralmente per Leonardi che viene in contro, non riesce poi a premiare la sovrapposizione del compagno, si era allargato sulla destra, si tratta di Laugeni, assente per squalifica un altro uomo simbolo insieme a Giovagnoli della Tony Ponzi Investigazioni, ovvero del Poggetto. Qui Calamita supera il centrocampo, il pallone allargato bene sulla sinistra per Dario Lotti, il miglior colpitore di testa della formazione, allarga sulla sinistra, poi il pallone è fuori misura, andrà quindi alla rimessa dal fondo con le mani Butnaru. Sporting Roma allora che con pazienza prova a giostrare il pallone che non filtra, Dario Lotti arriva per primo, il pallone centrale per Leonardi attaccato da 2 maglie biancorosse, è costretto a ricominciare con Bettinelli che gira il pallone per Giovagnoli, velenoso, riesce il numero 4 a arrivare per primo sul pallone ma riesce soltanto a scaraventarlo in avanti sulla pressione di Mandanak, pallone che è riconquistato dallo Sporting Roma. Il cambio di campo, pallone che passa centralmente, poi Calamita viene a dare una mano a Giovagnoli, riesce a girare il numero 8, non arriva per primo Bettinelli, è fortunato Calamita invece a ritrovarsi la palla sul destro, pallone che non filtra, dall'altra parte può ripartire dallo Sporting Roma ma il pallone è riconquistato da Dario Lotti che 2 volte interviene sul pallone, calcio d'angolo, è il secondo conquistato dalla Tony Ponzi Investigazioni, è rimasto un ragazzo dello Sporting Roma a terra, si deve aspettare qualche secondo per la ripresa del gioco.
Allora rimani appena poi. Vedevo che entra Alessandro uguale. Ti va la scatta. Questo che arriva, Matti. Calcio d'angolo, è il secondo della partita per lo Sporting Roma, il pallone centralmente, lo stacco di testa, non ci arriva Ponzelli che rimane pietrificato, è 1-0 Sporting Roma, si sblocca la gara al 10° minuto del primo tempo, conduce quindi lo Sporting Roma allo Sport City. Calamita. Giovagnoli, Calamita. Passaggio un po' superficiale di Giovagnoli, non ne approfitta lo Sporting Roma, sarà rimessa laterale affidata alla Eugeni. Giovagnoli. Sempre Calamita lì vicino a dare supporto al numero 4. Qui Leonardi si gira bene, vede l'inserimento del compagno che finisce giù all'interno dell'area di rigore. Fa proseguire il direttore di gara, non c'è stato fallo, allora il numero 10 Sprinaceto può ripartire, il pallone viene ribattuto, rimessa laterale. Ristabilito l'ordine, lo Sporting Roma restituisce il pallone alla Toni Ponzi Investigazioni, poi Giovagnoli a sua volta lo ridà tra le mani di Butnaru che rimette in campo subito il pallone per il suo terzino destro, il fraseggio sulla corsia vicino alla nostra postazione. Giovagnoli, poi Lotti, ancora Giovagnoli, pallone che si alza al campanile, viene a dare una mano a centrocampo Baroni, il pallone passa, poi esce bene Laurini che commette fallo, Laugeni scusatemi, calcio di punizione ancora in favore dello Sporting. Siamo arrivati quasi a metà della prima frazione di gioco, 1-0 è il punteggio. Subito gol da calcio d'angolo la Toni Ponzi Investigazioni, adesso Ponzelli sistema la barriera, sono 3 i ragazzi in maglia gialla messi a copertura del primo palo. Si aspetta l'ok del direttore di gara. Anche 2 uomini a disturbare la visuale di Ponzelli, il calcio di punizione sul muro, pallone che resta buono per Giurgi che prova a calciare, il pallone è murato, Calamita, tutto di prima intenzione, forse un po' rischioso il fraseggio in quella zona di campo, Dario Lotti deve andare al rinvio, è chiuso benissimo Leonardi, poi Calamita, predica calma, il pallone centrale, ancora Calamita, si chiude il triangolo con Baroni, ancora Calamita, gioca bene adesso il Toni Ponzi Investigazioni, vediamo se Calamita riesce a tenere viva la sfera, non arriva il numero 2, rimessa dal fondo. Ottima la girata di Sprinacetu, e poi si avvicina al compagno, non si intendono i due, allora il Toni Ponzi Investigazioni può offendere centralmente Calamita, impossibile il pallone da raggiungere per il numero 2 che alza le braccia al cielo. Baroni, pulito sul pallone, poi Leonardi arriva con un pizzico di ritardo, riesce Dedio a calciare più lontano che può, pallone che esce al di fuori della rete del circolo sportivo, si tratta del secondo campo dello Sport City, l'altro campo si sta giocando l'ultima gara di regular season della Serie A. Ancora tutto da decidere per quanto riguarda sia la fase playoff che quella playout, mentre qui lo Sporting Roma attacca il velo, poi il destro è murato di Mocano, era indirizzato all'angolino, salvataggio provvidenziale qui del difensore della Toni Ponzi Investigazioni che adesso è un po' in difficoltà, deve allontanare il pallone, Dario Lotti, il sinistro, Leonardi insegue la sfera, prima arriva il portiere della Sporting Roma che regala il pallone a Calamita che però calcia male, pallone che si perde di circa 3 metri, sfera sul fondo, rinvio.
creando non pochi problemi Mocanu su questa fascia qui al numero 13 dello Sporting Roma, che gioca con la maglia praticamente della Croazia. Pallone che è interamente uscito, allora rimessa laterale. Baroni, Calamita si è spostato a sinistra, il suggerimento è proprio verso Calamita, che sta correndo moltissimo in questi primi 14 minuti di gara. Adesso insegue Dedio, che prova a girarsi, Giovagnoli in anticipo, come spesso accade, poi Laugeni senza Fronzoli mette il pallone in rimessa laterale, si rimane sempre sulla tre quarti dello Sporting Roma, che adesso sta spingendo, cercando la rete del raddoppio. Giorgi al rinvio con le mani, movimento sul primo palo, il pallone è centrale per Ponzelli, che non ha nessuna difficoltà a chiamare il pallone, poi si muove Calamita sulla sinistra, Leonardi a destra, Ponzelli va centralmente invece dal numero 10 Baroni, che si gira proprio per il compagno sulla sinistra. Leonardi con un po' di fortuna arriva il pallone tra i piedi del numero 11, che va da Calamita di testa, non riesce a girare ancora Calamita, è time out, il primo della gara sul punteggio di 1-0. Da, ma di no, piavite cu treci, veni mai în spate tău. E bine, bă. Să de vin. Eu alunecat că dacă eu puneam exact... Trebuie să fim un pic mai inteligenți la momentele astea de pauză. Să ne calmăm. Când avem lovituri libere, aute, corne, până la maxim să le întindem. Atât putem. Trebuie să fim calmi, să le dăm țiară, nu avem paură, că nu ne e frică, suntem calmi. Trebuie să dai încredere, trebuie să arătăm că suntem superiori, că suntem calmi. Hai! Direttore di gara che si accerta delle condizioni dei due portieri, può dare adesso l'ok. Si riparte con una rimessa dal fondo dello Sporting Roma, poi Calamita con troppa fretta prova a cercare il suo centroavanti, ancora Calamita, sale Dario Lotti sulla sinistra, pallone troppo arretrato per il numero 6 di Baroni, rimessa laterale. Lotti, Baroni, una via tra un tiro e un cross qui di Baroni, pallone che si perde sul fondo, sarà rinvio per Dan Bacnaro, che va lunghissimo con le mani, supera il centrocampo, va a disturbare il numero 7 Rutolini, appena entrato in campo si è posizionato sulla corsia di destra, ha sostituito il numero 3 Laugeni. Assente, ricordiamolo, da quella parte Marco Del Poggetto, qui Baroni, il suggerimento, Calamita fa scorrere il pallone eccezionale, il sinistro e il palo della Toni Ponzi, che va vicino a rimettere in equilibrio la gara. D'altra parte si gira il capitano dello Sporting Roma, raddoppiato, poi si trascina il pallone al di là della linea di fondo, andata vicino la Toni Ponzi Investigazioni alla rete dell'1-1 con Sagnotti, sfortunato a colpire la base del palo, ha battuto l'estremo difensore. Qui Leonardi si gira, Sagnotti è proprio lui, largo a destra, invece il suggerimento è centrale per Baroni, che aveva tagliato dalla parte opposta, pallone imprendibile per il numero 11. Ponzi che sembra essere messa meglio in campo, adesso Giovagnoli sbaglia l'anticipo, Ponzelli deve intervenire e rinviare il pallone, che è buono ancora per la Toni Ponzi, lo mette giù Leonardi, dietro
Eccolo, scusatemi, proprio Leonardi che accelera centralmente, vuole sfondare la Toni Ponzi, il pallone allargato per Sagnotti che non riesce a passare sulla corsia di destra, ma è bravo ancora con caparbietà a riprendersi il pallone. Baroni centralmente, forse troppo teso il pallone, non riesce a coordinarsi il numero 10, allora Giovagnoli apre per Rutolini, pallone lungo, Rutolini non riesce a tenerlo in campo, rimessa laterale. 19esimo del primo tempo, siamo sempre 1-0, ricordiamolo, si gioca il terzo quarto di finale per quanto riguarda la Coppa Italia. La vincente della Coppa Italia andrà direttamente in Serie A. Si stanno giocando questa partita due formazioni che ormai hanno solo questa competizione per arrivare nella massima serie. Calamita, il triangolo, ancora Calamita, prova a accelerare, vicino a lui c'è Leonardi, si ferma Baroni con il sinistro morbido, prova a metterla in centro, poi scoperto adesso il Toni Ponzi investigazioni che deve ripiegare, si gioca praticamente 3 contro 3, il pallone troppo lungo, in zona solo Rutolini, viene incontro Sagnotti, Baroni, molti spazi in mezzo al campo sia da una parte che dall'altra. Giovagnoli, Sagnotti, Baroni. Lotti, Calamita, si gira bene Calamita, poi apre sulla sinistra dove Dario Lotti ha lo spazio per calciare con il sinistro, la mette sotto l'incrocio dei pali il numero 6, 1-1 Toni Ponzi Investigazioni che ha iniziato a giocare. Bellissima qui la rete di Dario Lotti con il mancino da sinistra. Si riparte quindi dal risultato di 1-1, ma fa più fatica adesso lo Sporting Roma rispetto agli avversari a macinare gioco, soprattutto nella metà campo offensiva. Aspetta la manovra della Toni Ponzi Investigazioni per poi provare a ripartire. Toni Ponzi Investigazioni che spostando Calamita a sinistra e mettendo Baroni centralmente sta creando molto fastidio. Il gol è arrivato proprio da questa parte dove Dario Lotti ancora insiste sulla corsia di sinistra, conquistando una rimessa con le mani, anzi no, il pallone è deviato proprio dalla Toni Ponzi Investigazioni che adesso recupera immediatamente la sfera, calcio di punizione. Sul pallone Alessandro Baroni, non lo vedete perché praticamente parte da dentro la panchina, la rincorsa del 10. Eccolo Baroni con il destro violentissimo, riesce a rinviare lo Sporting Roma. Pallone che termina direttamente in rimessa con le mani. Dario Lotti, dietro da Giovagnoli che ha libertà di mettere giù il pallone, di servire Baroni. Poi Giovagnoli invita il proprio capitano a salire palla al piede. La falcata del numero 4 che con il sinistro non riesce a far passare Dario Lotti, ma già ripiegato su questa corsia Calamita. Quindi sono sempre 3 gli uomini a copertura della porta di Ponzelli. Lo Sporting Roma prova adesso con il numero 10 centrale, la sfera, Leonardi capisce tutto. Sulla sinistra sale Lotti, Leonardi sbaglia il primo controllo, poi Baroni. Calamita adesso si è spostato centralmente, Leonardi a sinistra, il suggerimento è per Sagnotti che forse può arrivare sul pallone, non riesce, rimessa dal fondo. Si chiude il triangolo nei pressi della bandierina. Non si passa da quella parte dove c'è Rutolini, finisce giù Rutolini, poi da per terra mette il pallone in rimessa laterale. Siamo arrivati al 23esimo minuto, 1 minuto e mezzo al termine più recupero per il time out richiesto. Pallone all'interno dell'area di rigore, non la chiama Ponzelli.
poi Leonardi sbaglia l'aggancio con il sinistro, si rimane quindi con il possesso del pallone per lo Sporting Roma, rimessa laterale già battuta, sempre a cercare il numero 13 che prova a fare sportellate all'interno dell'area di rigore, il pallone non riesce ad essere conquistato dalla Tony Bonzi Investigazioni, c'è il tocco, però l'ultimo tocco dello Sporting Roma, rimessa dal fondo quindi per Ponzelli. Baroni in mezzo a una gabbia di 3 maglie biancorosse, riesce a far filtrare per Sagnotti, la finta di Sagnotti non capisce le intenzioni del numero 8 Rutolini, pallone che si perde quindi in rimessa laterale. Ha aumentato la pressione della Tony Bonzi Investigazioni quando manca veramente poco al duplice fischio del direttore di gara. Aspetta la manovra degli avversari con tutti gli uomini nella metà campo, Rutolini, Sagnotti, si muove Calamita, Sagnotti prova a cambiare gioco proprio in direzione di Calamita, Giovagnoli, non riesce a uscire adesso lo Sporting Roma, finisce giù il numero 11 Leonardi, non c'è fallo per il direttore di gara che fa proseguire. Il solito movimento qui di Mocanu. Sfera allargata sulla sinistra, il traversone, questa volta l'ultimo tocco è di un giocatore della Tony Bonzi Investigazioni, sarà calcio d'angolo, è il terzo della partita per lo Sporting Roma, il gol dell'1-0 è venuto proprio da palla inattiva, questa volta il corner sarà battuto dalla sinistra, 4 le maglie biancorosse a saltare all'interno dell'area di rigore di Ponzelli, anzi adesso sono 5 praticamente tutti i giocatori tranne uno nell'area della Tony Bonzi Investigazioni, il calcio d'angolo è battuto sul secondo palo, non lo aggancia benissimo il numero 31 che poi prova a girarla, conquista la rimessa con le mani. Siamo nel versante opposto da dove è stato battuto il corner, forse dopo questa azione si andrà direttamente al cambio campo, il pallone è rimesso in mezzo con le mani, alla fine Giovagnoli lo allontana, duplice fischio del direttore di gara, si va al cambio campo sul risultato di 1-1. Battuto il calcio d'avvio del secondo tempo, ovviamente formazioni che attaccano a campo invertito da sinistra verso destra, la Tony Bonzi Investigazioni in maglia gialla e calzoncini neri, da destra invece verso sinistra lo Sporting Roma che adesso conquista la prima punizione del secondo tempo. Calcio di punizione, la botta violentissima davanti alla visuale di Ponzelli, pallone che non filtra, aveva concluso in porta il numero 3, poi forse con un braccio la deviazione fa proseguire il direttore di gara, era veramente vicino all'azione, non ha giudicato irregolare il tocco del difensore della Tony Bonzi Investigazioni, si rimane sulla tre quarti con lo Sporting Roma che prova a conquistare metri. Ha alzato il baricentro, ha iniziato questa ripresa come aveva iniziato nel primo tempo, non riesce a uscire la Tony Bonzi Investigazioni che attende la manovra degli avversari, il pallone scodellato sul secondo palo, rimane in gioco, secondo i ragazzi della Tony Bonzi è terminato fuori, secondo il direttore di gara invece sarà calcio d'angolo, è il primo della ripresa, il quarto per lo Sporting Roma. Calcio d'angolo battuto questa volta sul primo palo. Pallone già battuto con Calamita, centralmente si è spostato Bettinelli a fare la prima punta, Sagnotti è rimasto qui largo a destra. Calamita che insegue praticamente per tutto il campo i 3 uomini che giocano in difesa, qui malinteso tra i ragazzi della Tony Bonzi Investigazioni, ne può approfittare lo Sporting Roma, ma c'è Giovagnoli in chiusura che allontana.
La rimessa è con le mani. Sporting Roma, pallone messo all'interno dell'area di rigore, la girata non è, crea pensieri a Ponzelli. Rutolini, Bettinelli, fa tutto da solo qui il numero 99 che poi calcia. Caputo poi con qualche difficoltà riesce in 2 tempi a tenerla lì Butnaru. Giovagnoli, sbaglia l'aggancio Lotti, allora sprint Cetu, calcia, lo fa malissimo però. Sporting Roma che non ha praticamente mai trovato lo specchio della porta, che gioca con un pizzico più di agonismo rispetto agli avversari. Qui Giovagnoli, Dario Lotti, pallone che non arriva a Bettinelli, glielo servono su un piazzo d'argento i ragazzi in maglia biancorossa. Bettinelli da Calamita, entra lo Sporting Roma, Calamita però è bravo a mettere la gamba e a conquistare la rimessa con le mani. Sagnotti, Bettinelli, Lotti, Caputo, forse spinto da dietro, non c'è fallo, c'è semplice rimessa con le mani. Sale Lotti mentre è uscito il numero 10, Calamita si è riposizionato in mezzo al campo. Qui Sagnotti viene a prendersi il pallone, non passa, non sfonda Toni Ponzi sulla sinistra. Allora Bettinelli è costretto a dare una mano anche in ripiegamento. Parte Avram centralmente, la sfera per il numero 10, Giovagnoli ancora a intercettare il passaggio. Sagnotti, Calamita centralmente, ha spazio per avanzare. Poi ancora Bettinelli, il passaggio, il suggerimento centrale, il destro del numero 9 viene deviato, intervento strepitoso qui di Butnaru e calcio d'angolo Toni Ponzi. Fermo Daniele, fermo te, Ci ha provato Sagnotti che è andato vicino al gol del 2-1 anche nel primo tempo, ha sfiorato la rete, solo il palo gli ha negato il gol. Si riparte con il calcio d'angolo, Toni Ponzi che lo batterà al corner di sinistra. Destro di Calamita a rientrare, il pallone è fuori per Bettinelli che calcia violentissimo, non filtra il sinistro del bomber della Toni Ponzi Investigazioni. Poi è bravo Dario Lotti a mettere il fisico, Calamita in 2 tempi riesce ad arrivare sul pallone a calciare di punta, prende gli applausi della panchina, si riparte con una rimessa dal fondo ma con un altro spirito la Toni Ponzi Investigazioni. Giovagnoli, Rutolini di testa, rischia tantissimo, Ponzelli esce bene, ha rischiato qui il numero 7. Avram, sfera sulla destra, il traversone, c'è il solo Rutolini a combattere contro un avversario. La rimessa è per la Toni Ponzi. Chiama il pallone Sagnotti sotto la nostra postazione, Giovagnoli va però vicino dal compagno, arriva adesso la sfera per Sagnotti e secondo il direttore di gara ha commesso fallo. Pallone restituito allo Sporting Roma. Sbaglia qui la difesa della Toni Ponzi Investigazioni. Ponzelli deve mettere rimedio all'errore di Giovagnoli. Manda in calcio d'angolo. Calcio d'angolo Sporting Roma, il secondo del secondo tempo. Battuto ancora una volta sul
primo palo, non riesce a girare il numero 10, poi il calcio dalla distanza, ancora Ponzelli in corner. Secondo corner consecutivo sempre per lo Sporting Roma quando siamo arrivati all'8º della ripresa. Il pallone questa volta è sul secondo palo, arriva il numero 10, poi la girata all'interno dell'area di rigore. Ponzelli troppo facile per lui. Allora il rinvio di Ponzelli, si lotta sulla destra con Sagnotti che fa sportellate con il numero 6. È proprio Sagnotti ad avere la meglio, finisce giù. Forse può arrivare anche il cartellino giallo, qui non c'è per il direttore di gara che pratica calma. Calcio di punizione per la Tony Ponzi investigazione. Già battuto. Bettinelli con il sinistro. Cerca l'incrocio dei pali, pallone che si perde sul fondo di poco. Giovagnoli. Rutolini. Di testa da Ponzelli. È rientrato in campo Baroni. Eccolo Baroni a cercare Bettinelli, spalle alla porta, il movimento di Sagnotti, lo vede Bettinelli, Sagnotti calcia con il sinistro. Rimane dolorante a terra un altro giocatore dello Sporting Roma. Rutolini prova ad attaccare, scusate, si trattava dei Baroni, riesce ad eludere il pressing della Tony Ponzi lo Sporting Roma, ma il suggerimento è troppo lungo sul secondo palo. 10° minuto della ripresa, il risultato è sempre quello di 1-1. Sporting Roma che è andato in gol nei primi minuti del match, ha replicato la Tony Ponzi Investigazioni nel finale di primo tempo con il bellissimo gol di Dario Lotti. Si è rimasto ancora sul risultato di perfetta parità. Qui Sagnotti la mette giù, troppo lungo il secondo controllo del numero 8 che poi prova a fermare anche forse commettendo fallo, ma fa proseguire il direttore di gara. Il pallone arriva sulla corsia di sinistra, ma è bravo Rutolini. Sagnotti, il sinistro, Bettinelli ha spazio, la mette giù bene Bettinelli, entra in area di rigore, il sinistro che accarezza il palo lontano, avvicina al 2-1 ancora una volta la Tony Ponzi. Rientra con il numero 2 Calamita, viene spostato invece a fare il terzino di destra Mauro Caputo. Lo vedete indossare la maglia numero 99 mentre lo Sporting Roma ha conquistato l'ennesimo calcio d'angolo della partita. 4 i ragazzi a saltare. Calcio d'angolo battuto tra i piedi di Baroni. L'1-2 con Sagnotti, Baroni è scoperta la retroguardia dello Sporting Roma, può approfittarne Calamita, il pallone arriva a sinistra verso Sagnotti che rientra, converge verso il centro con il destro, il pallone passa per il numero 9 Bettinelli, la mette dentro per Calamita, non può sbagliare da lì il numero 2, 2-1, bellissima azione corale della Tony Ponzi Investigazioni che ribalta il risultato e passa a condurre a metà della ripresa. Risultato quindi ribaltato, passata a condurre la capolista della Stella Azzurra qui allo Sport City. Siamo 2-1, è arrivato il gol di Calamita
anche se la rete è praticamente del numero 9 che ha servito un cioccolatino a Calamita. Qui lo Sporting Roma prova a reagire, ma la palla si perde solo sull'esterno della rete. Qui i Baroni, Dario Lotti in difficoltà, adesso la Toni Bonzi deve andare al rinvio, il numero 6 e lo fa bene andando a trovare il corpo dell'avversario. Calamita, Lotti, Sagnotti, pallone passa proprio per Sagnotti che rientra sul sinistro, calcia invece di servire Calamita, trova il gol del 3-1, un bellissimo gol quello del numero 8, ha trovato spiazzato Butnauro che era proprio uscito su Calamita. 3-1 Toni Bonzi Investigazioni. È il 14° minuto, ha dilagato adesso la Toni Bonzi Investigazioni, sono 3 le reti di ragazzi in maglia gialla. Giovagnoli invitato a coprire il pallone da Ponzelli. Pallone filtra per Sagnotti che sta giocando benissimo in questa ripresa. Calamita, il pallone per Bettinelli, la mette sotto la traversa. 4-1 Toni Bonzi Investigazioni che dilaga al 15° della ripresa. Passa a condurre, sono 4 le reti consecutive della capolista della Stella Azzurra. Nove minuti al termine, poi ci sarà forse qualche minuto da recuperare. Toni Bonzi Investigazioni che è passato a condurre per 4-1. Tutto agevole in questo secondo tempo per Sagnotti e compagni. È proprio Sagnotti che sta facendo la differenza in questa ripresa. Il tridente è composto adesso da Calamita, Sagnotti, è rientrato in campo al posto di Bettinelli Leonardi. Giovagnoli, cercare proprio Leonardi. Il suggerimento è ben letto dallo Sporting Roma, ma Leonardi è bravo a dare supporto ai suoi in difesa. Lotti, pallone per Calamita, troppo lunga, applaude il numero 2, l'iniziativa del 6. Rimessa laterale affidata a Fabrizio Laugeni con le mani a cercare Sagnotti, spalla alla porta.
non riesce a girarsi il numero 8. Poi l'intervento di Laugeni non riesce a prendere il tempismo. Allora lo Sporting Roma riparte, ma è chiuso sulla sinistra, nelle vicinanze della panchina della Tony Ponzi Investigazioni, che non lascia spazio alla manovra dei ragazzi rumeni sulla sinistra. Ponzelli, Dario Lotti, Giovagnoli. Uno, due, pallone che non può essere raggiunto da Laugeni. Sempre rimessa con le mani, sempre dalla sinistra. Sagnotti, può arrivare Leonardi che allunga la falcata. Leonardi, il suggerimento per Sagnotti, troppo violento il destro del numero 11, pallone che si perde sul fondo. Mancano 6 minuti più recupero. 4-1. Limonzi Investigazioni sembra aver reagito dopo la sconfitta con il Tormarancia. Leonardi, partito Sagnotti, Leonardi lo serve in questo istante, poi Sagnotti che se ne va come al solito, viene trattenuto da dietro, forse arriverà il cartellino giallo e così è il primo ammonito del match. È un giocatore dello Sporting Roma, calcio di punizione, potrebbe andare Sagnotti con il mancino. Proprio Sagnotti ad andare alla battuta del calcio di punizione. Forse era un metro più all'interno, il punto di battuta va a Sagnotti, l'ottima risposta dell'estremo difensore e poi sulla risposta c'è Calamita, pronto a metterla dentro. 5-1. Vedo avanti te, 5-1 e 5 sono anche i minuti che separano la Tony Ponzi Investigazioni dalla semifinale di Coppa Italia. Non è mai detto a questo sport, anche se qui in questo caso la partita sembra veramente finita, lo dicevamo anche però con Iaco FC e Bar Crystal. Bar Crystal era sopra per 3-0, mancavano 15 minuti da giocare, in 6 minuti sono arrivate 3 reti di fila dello Iaco FC, che poi ha perso però all'ultimo minuto grazie alla rete di Mario, che ha concesso ai suoi di procedere nel cammino della Coppa Italia. Bar Crystal che sicuramente una delle favorite anche per quanto riguarda il playoff di campionato. Giocherà in semifinale con l'Atletico Whisper. Ovviamente le formazioni che hanno vinto il quarto di finale del playoff sono matematicamente già in Serie A. Sono 4 le formazioni che sono accedute già attraverso il campionato, una quella di Coppa Italia, quindi sono 5 le formazioni che retrocederanno dalla Serie A, 3 già sono matematicamente in Serie A2, mentre altre 2 si stanno contendendo il posto e soprattutto il gioco è a 5, sono 5 le formazioni chiamate in causa per questa ultima gara di Serie A. Bacci Immobiliare all'Italia, Cottini Staibano Gome, Atletico Fiumicino. È apertissima soprattutto la lotta al terzo, al quarto, al quinto e al sesto posto. Pallone scodellato sul secondo palo. Prova a calciare un giocatore dello Sporting Roma che rimane però dolorante a terra. Ricordiamolo, sono solo 8 i calciatori con la maglia croata.
Ponzelli. Due minuti al termine. Partita ormai chiusa. Ma nonostante ciò recupera il pallone la Toni Ponzi Investigazioni. Suggerimento per Rutolini sulla destra. Baroni. Calamita. Leonardi. Tutto di prima adesso. La Toni Ponzi Investigazioni, la conclusione, che ha preso un giro strano sopra la traversa. Stava per essere ingannato Butnaru. Rutolini, il destro, riesce ad arrivare Lotti sul pallone, sfera che resta all'interno dell'area di rigore, arriva Calamita, la rimette in mezzo per Leonardi che non riesce a calciare con il sinistro, non riesce ad infliggere la sesta rete. Giovagnoli, con calma olimpica, Calamita, Caputo, 60 secondi di recupero. Laugeni cambia gioco, ma il pallone non si alza. Poi lo Sporting Roma la restituisce alla Toni Ponzi Investigazioni. Tiro verso lo specchio della porta, è facile questa volta per il portiere dello Sporting. Manca pochissimo al triplice fischio di gara. Pallone sulla metà campo, verso la porta di Ponzelli che esce, la chiama e la fa sua. Deve andare al rinvio con i piedi, lo effettua adesso, insegue il pallone Sagnotti. Lo protegge il numero 1 dello Sporting. Sagnotti va a pressare anche sul portiere, alla fine commette fallo. Lo sguardo all'orologio per il direttore di gara. Sta per arrivare il triplice fischio. Fa proseguire però l'ultima azione dello Sporting Roma, anche se la partita è già chiusa da tempo. Arriva adesso il triplice fischio del direttore di gara. La Toni Ponzi Investigazioni è la terza semifinalista della Coppa Italia. Dopo la selezione romana e il Bar Cristal vincono Giovagnoli e compagni per 5 reti a 1 e rispondono così alla sconfitta contro il Tormarancia.